Bentornati ad Euganere TV, che dalla sede distaccata di non si sa dove non poteva che dedicare la puntata a colui che ha fatto chiudere tutte le scuole d'Italia, il famigerato Covid-19, chiamato anche coronavirus. Tra i colli euganei e il mare, aria buona a est. Bandiera in testa, questi ragazzi hanno l'aria di partire per una passeggiata scolastica. E invece vanno a scuola. Eccoli giunti in aula, un'aula che si può traslocare, poeticamente nomade. Sono piccoli soldati di un esercito delle 4 operazioni e dell'ortografia. L'unico pericolo, vedete, è che questi giovanotti sognino la pioggia come una insperata vacanza. Il vecchio sospiro degli scolari è capovolto. Finita la scuola, dicono questi, ci tocca di andarci a chiudere tra 4 pareti. Quello che abbiamo appena visto era un prezioso documento dell'archivio Luce di una lezione scolastica fatta all'aperto nei giardini di Este nel 1949. Potrebbe essere questa la soluzione delle scuole chiuse? Tutti all'aperto ad 1 metro di distanza l'uno dall'altro. In realtà riempiremo i giardini in breve tempo, la ricreazione e le giostrine del parco giochi non basterebbero per tutti. Ormai non si parla d'altro. In rete si sprecano i meme che sdrammatizzano la situazione, ma TV, social e giornali dipingono uno scenario quasi apocalittico. E in TV ai camici bianchi dei cuochi si sostituiscono i camici bianchi dei dottori e virologhi. Ora, in pieno stile emergenza da coronavirus, colleghiamoci in videoconferenza con il nostro amico Davide Muratore, direttamente dall'astronave di Euganere TV. A voi la parola. Ebbene sì, cerchiamo di sdrammatizzare un po', ma vediamo comunque di riassumere cosa è successo in questi giorni alla nostra scuola ed alcuni dei nostri studenti rimasti bloccati nella zona rossa di Vo, diventata più impenetrabile dell'area 51. Tutto comincia venerdì 21, il popolo scolastico è in attesa dei fatidici 3 giorni delle pause di carnevale, però non immaginavano che nel giro di poche ore la situazione sarebbe cambiata e avrebbero rivisto la scuola probabilmente dopo Pasqua, dalle frittelle all'uovo di cioccolato. Come nella trama di un film, l'allarme esplode in una clinica, ma non di un laboratorio segreto, bensì di un nuovo e moderno ospedale, ovvero quello di Schiavonia, dove vengono segnalati i primi 2 casi di coronavirus presenti nella nostra regione. Essi erano provenienti proprio da Vo. Tutti immaginavano sarebbe successo in una grande città, ed invece è successo in un piccolo comune proprio vicino a noi. La zona è diventata subito blindata. Ecco alcune immagini inviateci da Edoardo, un nostro inviato forzato che abita proprio lì. Le immagini che ci arrivano nei giorni successivi sono letteralmente di un paese deserto. Nel frattempo arriva la prima sospensione didattica del 1 marzo, poi del 9 ed infine del 15, questa volta in tutta Italia. Ma queste sono cose che ben sapete. Tornati sul pianeta Terra ci chiediamo, ma che fine ha fatto la didattica in tutto questo? Dai ministeri al plurale, perché all'istruzione adesso ci sono ben 2 ministri, la parola d'ordine è e-learning. Si inizia con una fase 1 dedicata alla condivisione di tecnologie, piattaforme e contenuti multimediali, utili alle lezioni online, per poi passare alla fase 2, improntata sulla formazione tecnologica dei docenti italiani. Non sappiamo che scuola abbiano frequentato al Ministero, ma hanno letteralmente e decisamente un'immagine molto virtuale della scuola odierna. Nel frattempo le scuole hanno eroicamente fatto un po' da sé. Il nostro istituto, guidato da Roberto Zanrè, ha subito colto l'emergenza rilanciando la sua piattaforma Moodle, dove tutti gli insegnanti sono corsi a caricare slides, esercizi e varie attività. La fase successiva è stata quella di organizzare delle video lezioni. Tutti gli insegnanti sono lanciati su piattaforme di ogni tipo, da GoToMeeting a Cisco WebEx Meeting, passato ora a Big Blue Button, creando un vero palinsesto che potrebbe fare concorrenza a quello di Rai 1. Persino le verifiche si sono rinnovate, infatti ora si fanno coi moduli Google, sperando che qualcuno non ne approfitti per copiare. Forse questa è l'occasione per sperimentare qualcosa di nuovo, che potrebbe rivelarsi utile anche in altre occasioni, sperando siano meno drammatiche di questa. In chiusura, il coronavirus è il primo virus globalizzato nell'epoca della globalizzazione e mai come prima siamo bombardati da informazioni di ogni fonte, fake comprese. Con i nostri modesti mezzi abbiamo effettuato perciò dei sondaggi per capire come viene percepito dai nostri fedeli utenti questo virus. L'ho detto veramente.
Molti dicono che la chiusura delle scuole è una soluzione necessaria per affrontare questa situazione di emergenza, altri invece in questa emergenza vedono l'occasione per sperimentare nuove forme di didattica. Sfortunatamente tanti la prendono anche come vacanza, la prendono così alla leggera perché pensano che questo virus non sia pericoloso, infatti la paragonano alla normale influenza. Well, I don't wanna be on the mic with all these words that I think are right, and I'm a child of details, and when I pin it, it's heads, not tails. Don't you think I lick my wounds, played this game and played the fools? Don't you think that I say la vie? Easy